La notte magica a nord-est con l'esplosione di gioia nelle città che si è tradotta in assembramenti e caroselli. Sono preoccupato, dice Zaia, si dovevano usare le mascherine. Ed è morto nella notte dei festeggiamenti l'uomo trovato in costume questa notte nel canale vicino Campo San Polo a Venezia. Indagini della polizia in corso. Sale l'incidenza dei contagi, in rapida evoluzione la variante Delta. Siamo ancora nella pandemia, afferma il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro, ospite oggi ad Auronzo di Cadore. Manette a Mogliano per un ventenne spacciatore sorpreso dai carabinieri con altre 4 giovani nell'area degradata dell'ex piscina comunale. Previsti rovesci e temporali sparsi, potrebbe arrivare anche la grandine. Il centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso lo stato di attenzione, l'allerta è gialla. Un evento più unico che raro, non era mai successo che una tartaruga scegliesse una spiaggia veneziana per deporre le sue uova, invece è accaduto a Jesolo. Fiocco rosa per la showgirl Belen Rodriguez, che all'ospedale di Padova ha dato alla luce la secondogenita Luna Marie. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La notte magica vissuta a nord-est in primo piano di questa edizione regionale, una notte magica vissuta per certi versi pericolosamente, con assembramenti e caroselli tra le vie e le piazze, soprattutto nelle città capoluogo di provincia, da Treviso a Padova, passando per Verona, Vicenza, ma anche Jesolo. Si dice preoccupato, viste le scene, il governatore del Veneto Luca Zaia, che dice dovevano essere utilizzate le mascherine. È stata una bella vittoria, penso che si siano visti anche i risultati. Bella la festa, però io spero che non abbia esiti sotto il profilo del contagio, perché comunque sono fortemente preoccupato di questo. Non nasconde apprensione il presidente della regione Luca Zaia guardando a quanto successo nei centri del Veneto verso mezzanotte, quando la gioia per gli azzurri si è riversata in strade e piazze, molto spesso disattendendo quelli che erano inviti alla prudenza e i divieti di assembramento. Se ieri sera i festeggiamenti degli europei si fossero fatti tutti con le mascherine, oggi saremmo meno preoccupati. Quindi non vuol dire perché sei all'aria aperta non c'è problema. Sei all'aria aperta non c'è problema se non c'è assembramento. Se non garantisci il distanziamento devi metterti le mascherine. Regole di prevenzione che, inutile negarlo, sono saltate nella notte magica a nord-est, nei giorni in cui il contagio torna a salire, trainato dalla variante Delta, soprattutto tra i più giovani. Anche per questo, fa intendere sempre Zaia, il contact tracing va intensificato con l'aiuto di tutti. I tamponi presso le strutture pubbliche, e non vuol dire che gli altri si comportano male, perché le farmacie giustamente è giusto che si paghi se va in farmacia o in qualche laboratorio privato, ma noi abbiamo fatto questa scelta estiva di garantirli a tutti senza ricetta medica, quindi chiunque se ha un dubbio, ha un'attività, a un evento, può andare a farsi il tampone. Monitoraggio, ma non solo, visto quanto successo tra Litorale e Marca Trevigiana, con il focolaio in una festa, amplificato da una mancata comunicazione. E chiedo a tutti di segnalare la propria positività, perché abbiamo avuto un caso dei ragazzi che hanno fatto la festa a Jesolo, poi a Rele Monaco di Treviso. Il caso indice probabilmente l'abbiamo trovato, un ragazzo che è rientrato il 3 luglio dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra, scusate, e si è autodiagnosticato il Covid con un test fai da te, ma non ha segnalato, si è messo in isolamento, ma non ha segnalato. Questo è quello che mi dicono i nostri da prevenzione. Messaggio forte e chiaro, così come è nitida la fotografia scattata alla nuova variante. Per noi oggi è ancora una variante che dà asintomatici. Ovvio che la vaccinazione ha cambiato il corso della storia. Se questa variante fosse arrivata la scorsa estate sarebbe stata una tragedia. Insomma, immagini che stanno facendo anche il giro dei social e che stanno preoccupando non poco. Vi chiediamo di dirci la vostra. Feste e caroselli per l'Italia. Ora vi spaventano i contagi? Questo il sondaggio di questa sera a Ring. Se sì, vi spaventano, il numero è quello in verde, 0422 1626 691. Se no, non vi spaventano, non c'è da preoccuparsi, 0422
1626 690, il numero ovviamente quello in rosso. La chiamata, vi ricordo, è gratuita. L'esito di questo sondaggio questa sera a Ringa a partire dalle 21:15 in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. E non si esclude possa essere avvenuto proprio durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia la caduta che è stata fatale per un uomo ritrovato nella notte in un canale a Venezia. Gli accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine, a cominciare da quelli che dovranno stabilire innanzitutto l'identità dell'uomo trovato senza vita in un rio vicino a Campo San Polo a Venezia. Il cadavere ritrovato in nottata appartiene ad un uomo apparentemente di mezza età, privo di documenti e con addosso un costume da bagno. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma le circostanze, in una notte contraddistinta dai festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio ai campionati europei, che a Venezia è stata celebrata anche con diversi tuffi in canale, porta a non escludere del tutto l'ipotesi che il decesso possa essere ricondotto ai festeggiamenti. Ciò non esclude comunque che la caduta in canale possa essere stata accidentale, un incidente casuale dall'epilogo tragico. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti delle volanti lagunari. Il corpo non presentava segni di violenza, cosa che quindi porterebbe ad escludere un'aggressione. Sarà comunque disposta l'autopsia per capire le cause del decesso. Così a Venezia, mentre a Treviso è stata una serata ad alto rischio, soprattutto dal punto di vista sanitario. Questo il racconto e le immagini del nostro Lucio Zanato. Si riprende a giocare con Chiellini in possesso di palla, con Leonardo Bonucci, entrambi partono. Italia e Inghilterra. La vera sofferenza a Treviso, come nel resto d'Italia, inizia con i supplementari. In una città che sembra tornata ai tempi del lockdown, strade vuote e televisori accesi sulla partita. Tutti hanno seguito il consiglio di non guardare l'incontro in troppi. Chi proprio non ha resistito è uscito e comunque aveva gli occhi fissi sul display del telefonino o del tablet. Atmosfera sospesa che si legge nei pochi volti che incrociamo lungo la strada che porta al Porto Oscuro. Dagli anni 70 e per decenni la tana del calcio trevigiano sostenuto da Alfonso Mansi. Qui a tifare Italia, oltre alla figlia e al genero gestori, pochissime persone. Non si arriva a 10, di cui 3 sono francesi che tifano Italia. Sotto le maglie vestite dai miti del calcio nazionale e su un altarino tricolore il televisore. E qui ogni tiro, ogni ribattuta è un sospiro, un'imprecazione, un commento immancabile all'arbitro. Riti scaramantici come non alzarsi mai dalla sedia o far partire il timer del telefonino ad ogni supplementare si sprecano, qui come in ogni altra parte di Treviso e della Marca e anche di tutta Italia. E si arriva ai rigori. 10 euro che lo pagano a uno. Qui la sofferenza diventa profonda sui volti fino al tiro finale. Da qui in poi a Treviso lentamente si forma un fiume umano. Come le risorgive, soprattutto giovani, spuntano dappertutto per dirigersi prima in Piazza dei Signori per poi lungo il Calmaggiore raggiungere Piazza Duomo. È qui che scoppia letteralmente la festa per la vittoria. A delimitare l'entusiasmo le forze dell'ordine, sbeffeggiate da un coro che proprio non ci stava. Polizia municipale attenta che con il carosello delle auto non si passasse dalla festa alla tragedia. Giovani e giovanissimi a più ondate hanno colmato la piazza che verso l'1:30 del mattino cantava e soprattutto scoppiava ancora così. Al di là degli scoppi, anche ad alto potenziale, ai fumogeni, a ridosso della gente, quello che deve far pensare è l'incuranza nell'esaltazione del momento per le conseguenze da contagio. Troppo calcati e troppi senza mascherina rischiano di essere stati il detonatore di un nuovo dilagare dell'infezione. Del resto bastava tornare indietro per vedere la differenza. Sotto la torre civica, dove meno calcati si urlava meno. Non c'era fumo o scoppi e in alternativa all'inno di Mameli si cantava quello di Domenico Modugno, quel blu nel dipinto di blu sul quale anche Treviso per una notte ha iniziato a volare.
Questa quindi è la notte magica trevigiana raccontata da Lucio Zanato. Situazione più tranquilla, almeno a sentire questura e prefettura a Padova. Abbiamo realizzato dei dispositivi elastici, io come sono solito dire flessibili, con impiego di personale di rinforzo e con misure che sono state ispirate dal buon senso, e il buon senso ha vinto. Alla fine il divieto del maxi schermo comunale in Prato della Valle è stata la soluzione vincente. Ne sono convinte le autorità cittadine all'indomani della vittoria azzurra agli europei. Gli schermi, 7 in tutto, quelli organizzati nei parchi dai privati, hanno permesso di diluire le migliaia di tifosi in più punti, evitando un unico pericoloso assembramento in piazza. Nessuna denuncia, nessuna segnalazione di vandalismi, viabilità che, caroselli a parte, ha retto bene senza molti intoppi la grande festa tricolore che si è svolta in città fino a tarda notte. Unico momento di tensione, una lite accesa tra due ultras, un padovano e un napoletano che erano in piazza dei Signori. Il diverbio acceso è stato subito stroncato dall'intervento dei poliziotti impegnati nei controlli voluti dalla prefettura e dalla questura. Ci sono stati vari festeggiamenti nelle diverse piazze, però devo dire che hanno rispettato le nostre indicazioni. Ma il rischio ha un nome e un cognome, ovvero variante Delta. Di questo si è parlato questa mattina ad Auronzo di Cadore, dove era ospite di un importante evento Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Siamo ancora nella pandemia, ha detto Brusaferro. Non fa previsioni, ma come è d'uso per l'ambiente scientifico che rappresenta, monitora attraverso i dati l'evoluzione della pandemia. Incontriamo il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità al Pio XII di Misurina, dove sono stati presentati i primi dati dello studio sulla qualità dell'aria negli ambienti interni. Siamo ancora nella pandemia, la pandemia oggi è caratterizzata però da due elementi importanti. Il primo elemento importante è abbiamo le vaccinazioni e quindi la scommessa e la sfida e l'obiettivo che dobbiamo raggiungere nel tempo più rapido possibile è la vaccinazione della più larga fascia di popolazione possibile, tra quelli ovviamente rispetto ai quali il vaccino è autorizzato, nel più breve tempo possibile. Il vaccino è la nostra assicurazione rispetto alla capacità di controllare la circolazione del virus, spiega il professor Brusaferro, che conferma l'incremento dell'incidenza dei casi di Covid-19, in alcuni casi a doppia cifra in molte regioni italiane. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità esorta a proseguire il percorso virtuoso intrapreso per l'accertamento dei nuovi casi di coronavirus insorti rapidamente legati alla variante Delta. È importante identificare precocemente i casi, tracciarli, avere idea dei tipi di virus che circolano. In questo senso sappiamo che la variante Delta si sta diffondendo anche nel nostro paese, come sta avvenendo in tutti i paesi europei, e le previsioni dei modelli dicono che nelle prossime settimane diventerà la variante dominante come circolazione. E sappiamo anche che questa variante è più efficace nella sua capacità di trasmettersi. Le regole comportamentali individuali restano fondamentali per la tutela della nostra salute: distanziamento, mascherina, igiene delle mani. Ci aspetta un presente e un futuro caratterizzato dall'emergenza di nuove varianti. Questa è una caratteristica del virus. Il virus continua a mutare e tra le continue mutazioni si tendono a selezionare quelle che hanno maggior capacità di sopravvivere nel contesto in cui si diffondono. Nuove varianti ci attendono, il professor Brusaferro non lo nega e indica gli imperativi: identificare, tracciare, conoscere e studiare per mantenere il numero dei casi più basso possibile. Per la cronaca andiamo a Mogliano Veneto, dove c'è stata un'importante operazione contro lo spaccio di droga da parte dei carabinieri. Rovi d'erba alta nell'area dell'ex piscina di Mogliano, luogo dimenticato per questo diventato centro di spaccio, soprattutto giovanile, come dimostra l'arresto fatto sabato sera. Una pattuglia della stazione carabinieri di Mogliano, facendo un normale giro di controllo anche presso questo parcheggio, ha sorpreso complessivamente 5 giovani con 2 autovetture, i quali avevano destato un attimo di sospetto circa il loro atteggiamento. Dei 5 giovani 3 provengono dal veneziano e 2 vivono a Mogliano. Segni di nervosismo e qualche atteggiamento sospetto, e i carabinieri trovano ciò che stavano cercando. Su uno di questi veicoli i militari
hanno rinvenuto con una grossa quantità di marijuana, nonché un bilancino elettronico e una terrina di plastica che verosimilmente serviva per contenere la sostanza stupefacente da pesare. Droga pronta alla distribuzione non solo per la marijuana ma anche per un considerevole quantitativo di cocaina. Segnalazione alla prefettura come assuntori per 4 ragazzi del gruppo, mentre il quinto è stato arrestato per detenzione a fine dispaccio di stupefacenti. Un'area diventata difficile dopo la chiusura della storica piscina Rarinantes, sulla quale però il comune ha pronto un piano di rilancio. Ci stiamo lavorando, purtroppo è un processo lungo, si parla di un investimento di 5 milioni di euro perché la piscina va completamente rifatta e stiamo lavorando per un progetto di finanza, un project financing, un partenariato insomma pubblico-privato per raggiungere un obiettivo importante e di cui i moglianesi hanno bisogno. Entro il 2021? Entro il 2021 io conto di vedere già qualche atto amministrativo, diciamo così, che ci ridarà finalmente la prospettiva per avere la nuova piscina in città. A Camisano, nel Vicentino, ora dove un pensionato è stato derubato da una giovane donna a cui aveva concesso un passaggio in auto. Camisano Vicentino. Era una donna piuttosto alta, con i capelli scuri, aveva un'età di circa 27-28 anni. In questo modo un uomo di 79 anni di Bressanvido ha descritto ai carabinieri le caratteristiche della persona che lo aveva derubato di una catenina d'oro che portava al collo. È successo ieri. L'anziano stava per salire in auto per tornare a casa dopo aver fatto spesa al mercato in piazza Umberto I. La donna lo avrebbe avvicinato chiedendogli un breve passaggio in auto. Il pensionato ha accettato e una volta conclusa la corsa, nel momento di congedarsi, la ladra, con la scusa di ringraziarlo, lo ha abbracciato, sfilandogli il monile dal collo, dileguandosi rapidamente. Un furto eseguito con destrezza con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio, una modalità purtroppo ben conosciuta dai carabinieri, ai quali l'uomo non ha potuto far altro che presentare denuncia. Rimaniamo nel Vicentino per raccontarvi di una giornata di passione in Valsugana. Follie nella giornata di oggi lungo la trafficatissima statale Valsugana, veicoli incolonnati per ore, tanto che alla nostra redazione sono arrivate telefonate di automobilisti imbufaliti per il pesante disagio e infatti... Questa è la situazione lungo la statale Valsugana, da ore code chilometriche fino a Valstagna a causa lavori in corso da parte dell'ANAS. C'è da dire che chi volesse provare ad affrontare la strada interna, la provinciale campesana, per evitare, vedete le code che si sono formate, sono ore che la situazione è questa. Chi volesse appunto, dicevamo, affrontare la campesana per ovviare al traffico, ecco, vedete, anche la provinciale campesana è chiusa per lavori in corso che si protrarranno per l'intera giornata sino alle 6 di questa sera, quindi è impossibile affrontare entrambe le strade, una perché è chiusa completamente al traffico sino a Valstagna, l'altra perché è appunto rallentata da lavori in corso che sta effettuando ANAS. Bastava un po' di coordinamento tra provincia e ANAS, ci dicono alcuni residenti a microfono spento. Difatti è inconcepibile che non ci sia stata una maggiore concertazione tra enti, considerando che si sta parlando di una tra le più importanti arterie, perché chiunque in questo lunedì si è trovato costretto ad affrontare l'SS47 è stato fortemente penalizzato. Torniamo a Padova, dove oggi è stata una giornata molto importante sul fronte della riqualificazione urbanistica. Padova ha vinto i suoi europei oggi. Ah sì, decisamente, sono veramente contento e felice, è stato un percorso difficile, impegnativo. È felice Sergio Giordani, da tifoso e grande appassionato di calcio, ha gioito con la nazionale. Da primo cittadino sorride per questa vittoria della città.
Una vittoria di squadra e l'elenco di ringraziamenti è lunghissimo, con la sottoscrizione pubblica della permuta nella sede antica dei tribunali della città, il Palazzo della Ragione, tra il primo cittadino ed Edoardo Maggini, direttore dell'Agenzia del Demanio Veneto, si pone fine a un percorso lungo decenni, perseguito con determinazione. Avremo da oggi il proprietario della Prandina è nostra, la proprietà di Vianelli ovviamente è del Demanio. Là sarà costruita la nuova questura, di cui noi saremo a stazione appaltante, il che significa che noi faremo le gare, non la progettazione veramente. La progettazione si sta interessando già Bernardini con Genicale, per cui stanno già lavorando sopra. Alla città promette l'impegno, chiesto in modo ufficiale da prefetto e questore, entrambi presenti alla firma, di mantenere all'interno di Palazzo Wollenborg, parte storica dell'attuale questura, la sede del commissariato del centro città. Sulla Prandina il dialogo è aperto. È un'area delicata, un'area in cui bisogna concordare con la sovrintendenza e tutto. Il sogno sembra anche quello di la piazza Insurrezione, ma va con calma, con gradualità, come tutte le cose. Alla fine bisogna limare tutte le punte, trovare la mediazione, come dico io spesso volentieri, in modo tale che tutti siano contenti. Non può esserci mille parcheggi, non possono essere solo alberi, e via di mezzo, che fa bene a tutti quanti. Il progetto sull'ex Prandina vedrà la luce prima del 2022, data naturale di scadenza della sua amministrazione, l'impegno del sindaco. 7 anni, circa 50 milioni di euro dovrebbero servire per la realizzazione della questura in via Anelli. Sulla ex Prandina i giochi sono aperti tutti o quasi. Sul fronte meteo è allerta gialla dopo giorni di caldo e di afa. Tra martedì e mercoledì sono previsti nel Veneto rovesci e temporali sparsi a tratti e diffusi, possibili fenomeni localmente intensi con forti rovesci, raffiche di vento, grandinate anche forti e con quantitativi di pioggia consistenti. Questo lo stato d'allerta diramato dal centro funzionale decentrato della protezione civile dalle ore 12 di martedì fino alle 8 di mercoledì mattina. Ritorniamo a Padova, ma per fare un po' di gossip, perché è nata la secondogenita di Belen Rodriguez, è nata proprio a Padova. Una gambina con un piedino avvolto in una scarpina rosa. C'è qualcuno che è nato adesso. Il tenero messaggio della mamma sui social. Belen Rodriguez, mentre l'Italia conquistava la vetta d'Europa, dava alla luce la sua piccola Luna Marie. La bimba è nata all'ospedale di Padova. Belen, dopo il parto, ha subito postato la foto con il dettaglio della neonata e poi un'altra foto di coppia con il compagno Antonino Spinalbese. La coppia, in vacanza all'isola di Albarella, in queste ultime settimane di gravidanza, ha deciso di appoggiarsi alla clinica ginecologica dell'azienda ospedaliera di Padova. Per Belen è il secondo figlio dopo Santiago, avuto dall'ex Stefano De Martino, con cui proprio a Padova avrebbe voluto sposarsi nel 2013. A Jesolo adesso per raccontarvi un fatto eccezionale, più unico che raro. In questi giorni più di qualcuno, passando qui a Jesolo in spiaggia, si chiederà che cosa sia questa struttura. Ebbene, è un recinto che è stato creato appositamente per permettere alle uova che nella notte tra venerdì e sabato sono state depositate proprio qui da una tartaruga della specie caretta di poter stare al caldo, potersi sviluppare e nascere tra circa 60 giorni. Sono stati alcuni cittadini ad accorgersi che la tartaruga stava deponendo le uova prima di rientrare in mare, nel tratto di arenile antistante la torretta di salvataggio numero 13 all'altezza di Piazzetta Casabianca. È la prima volta che una tartaruga depone le sue uova, circa un'ottantina, in una spiaggia veneziana, un evento più unico che raro di cui si è immediatamente occupata la Guardia Costiera. Sono intervenuti dei ricercatori scientifici dell'Università di Padova. Abbiamo fatto un tavolo tecnico sulla spiaggia, proprio a fianco al nido, che abbiamo subito recintato per fare in modo per preservarlo il più possibile ed evitare che la gente si avvicinasse. Le uova nelle prime 24 ore sono di una delicatezza mostruosa, dicono gli esperti, per cui abbiamo valutato diverse ipotesi, se lasciare lì il nido con una perimetrazione aggiuntiva oppure spostarlo, e poi abbiamo deciso di far fare il giusto corso alla natura. La mamma tartaruga ha scelto di
deporre le sue uova a Jesolo e se tutto va bene fra una 60ina di giorni un'80ina di tartarughe nasceranno a Jesolo, per cui non è stato spostato il nido. Le uova si trovano sotto la sabbia. Sarà la temperatura poi a determinarne il sesso. Sopra i 29 gradi nasceranno femminucce, al di sotto maschietti. Quel che è certo è che saranno tutti dello stesso sesso. Insomma, staremo a vedere. In ultima battuta vi ricordo l'appuntamento di questa sera con Ring, in studio con Ferdinando Avarino, Beppe Dossena, campionissimo degli anni 80 di calcio, Alberto Villanova della Lega, Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione in Consiglio regionale, Marco Bonet, giornalista, collega del Corriere del Veneto, Emanuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità del Veneto. È tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Benvenuti al Meteo. Intenso peggioramento del tempo, arriva una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Martedì 13 luglio forti temporali e stop al caldo africano con un brusco calo termico. Il dettaglio. Sul Veneto al mattino qualche spiraglio di sole e tempo a tratti più stabile. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e precipitazioni via via più diffuse. Attenzione perché sarà molto alto il rischio di fenomeni anche forti e di locali grandinate. Temperature come detto in sensibile calo, minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, dal pomeriggio piogge ovunque, anche di forte intensità. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Andrà meglio anche qui in mattinata, ma la stabilità durerà ben poco perché presto arriveranno temporali un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.